castrinta, o coserà, lo vai, se faccia barraniera, una ramita pensa viciocchetto, una ramita pensa viciocchetto. Tendo a ose chizzeria, fotta canta, di soriga mia, aia bovia, no lo pro che ci sia. Osi mala fa sapore per in bocca non conviene da ascoltare, la sa d'andare viciocchetto, la sa d'andare viciocchetto. Riflessi di una Osilo lontana nei ricordi vivi e lucidi di Domenica Barca. Classe 1930, la nostra ospite di Feminas viene da una famiglia di sarti e agricoltori. 5 figli che hanno iniziato presto a lavorare e aiutare il padre dopo la prematura morte della madre. Tra aneddoti, modi di dire e ricordi, Domenica Barca apre il sipario del tempo per farci vivere una Osilo e una Sardegna che non esistono più. Un saluto ai telespettatori di Telesassari. Oggi Feminas vi porta a Osilo, siamo ospiti di una donna quasi simbolo, una vera Feminas nel vero senso del termine. Lei si chiama Domenica Barca, ha 81 anni, si sveglia dalle 6 del mattino, ha fatto già tutte le faccende domestiche. Mi devi ricordare come si chiamavano le? Sabaraundasa, sono già fatte e quindi abbiamo il tempo per chiacchierare e per raccontare un po' di questa vita lunga, piena di veramente di lavori, impegni, amicizie, anche di sofferenze, ma sicuramente portata ancora con sorrisi e con tante attività, perché la signora Barca è veramente attivissima. Signora Barca, lei ha sempre vissuto a Osilo? Sì. Sin da bambina? Sin da bambina. E mi racconti un po' di questi anni lontani, stiamo parlando degli anni 30, che la vedono nascere qua a Osilo, ma non in questa casa. Dove viveva prima? A Sorgesi, se ne era essa zona. Dov'è esattamente? Via Volturno. Via Volturno. Via Volturno. Quindi vivevate là e quanti eravate in casa? Eravamo 5 figli. Eravamo. Quindi Poi, lei sua sorella, mi ha detto un fratello? 2 fratelli e 3 sorelle. 2 fratelli e 3 sorelle. E 3 sorelle, eravamo, sì. Poi mia sorella e 2 mie sorelle e un fratello se ne sono venuti qui, che loro lavoravano. Una maglierista e l'altra sarta faceva. E sua mamma che cosa faceva? Mia mamma era tessitrice, faceva l'orbacci. Ah, ecco. Quindi voi avete un po' imparato da vostra mamma? Da nostra mamma, allora. Abbiamo lavorato tutta la vita. Infatti prima mi diceva sin da bambine. Sin da bambine, quando ero piccola io come venivo da scuola che facevo i compiti, facevo maglia, facevo le calze a mio padre, facevo qualche golfo e tutte le faccende. Da scuola da fare i compiti, quindi lei ha fatto che scuola ha fatto? La terza elementare. Terza elementare. E quanti eravate in classe? In classe, 32 bambini eravamo. Caspita, altro che le classi di oggi. E una maestra sola. Povera donna. Una maestra sola. Come si chiamava la maestra? La maestra Faggiani. E non c'era neanche riscaldamento, c'aveva uno scaldino così nella cattedra e noi senza niente. Altri tempi. Altri tempi. Però scommetto che avevate tutti voglia di studiare. Tutti voglia di studiare. E se lo ricordi il primo giorno di scuola? Quello proprio non me lo ricordo bene. Perché immagino 32 bambini, immagino che cosa potevate combinare. Noi avevano diversa educazione di quei bambini di adesso. La maestra era un po' severa, ma ci faceva affilare bene, la verità. Quindi sempre silenzio, Sempre silenzio, ordinati. Tutti ordinati, sì. Andavate con il fiocchetto? Con il fiocchetto. Vestito nero, colletto bianco e il fiocchetto celeste. Ecco. E i maschietti, il fiocchetto ce l'avevano rosso, i maschi. Quindi le femminucce celeste e sì. i maschietti. Sì. E siete andati tutti a scuola, voi, tutti i suoi fratelli, le sue sorelle, siete andati tutti? Mia sorella una ha fatto la quinta e mio fratello ha fatto la quinta. Gli altri, io si è fatto la terza mattissime valide. Eravate poi anche in anni di guerra? Quindi nel 43. 43, Sì. l'avete sentita? Sì, sì, l'abbiamo sentita. Cosa si ricorda? Avevate la radio in casa, sentivate... Che quando passavano gli apparecchi ci spaventavano tanto. Quindi il suo ricordo della guerra è quello,
quindi è il rumore degli aerei. Sì. E non cagliamo che scherzo in me, che mi ricagliamo su pane del savinnante pure, si che cagliamo se briciola. Che vai ad un pago mi vede tutto da come. Come sa gente di come sto non paga scheriata che su pane del savinnante non lo mangica che non è che stusto. Ma noi lo paghiamo in domo su pane, lo mangiamo fino a 20 di stusto. Addirittura? Addirittura, sì. E chi lo faceva il pane in Noi. casa? Tutte voi? Tutte Tutte noi, insieme? sì. Avevate il forno? Il forno dentro a casa? legna e facevamo il pane. Qualche volta risulta io di fare un burro e bullura io tutti i mesi. Quando ne paghiamo due furroso, ne paghiamo due bimbi. E lo mangiamo stosto. E quando li fundiamo su piatto, che paghiamo legumi in meda, manteniamo su pane, invece come si compra da fino a se morri, si fa che da impasto a canes. Ecco. Pritano sia savarina, sia canosciuto e fammi proprio me non abbiamo spartito ma che in tempo della guerra, per via che abbiamo sprovvisti. Beh, avevate le provviste, avevate Sì, il grano, che era l'oro praticamente, Sì, sì. come l'oro. Proprio ai l'oro a tempi. bere fu tanto. E suo padre che cosa faceva, signora? Sono nateri, andava a lavorare a mietere, a zappare. E i suoi fratelli aiutavano suo padre? No, mio fratello, uno era artigiano che faceva fabbro e l'altro era malato e aiutava le sorelle a cucire. Ecco. Quando, ascolti signora Barca, quando lei poi ha finito la terza elementare, com'era la vostra giornata? Come vi svegliavate presto e iniziavate subito a fare le faccende domestiche? Sì, le faccende di casa, sì. Tutto il giorno? Tutto il giorno. Quando ci avanzava tempo facevamo maglia o golfo, qualche cosa. E lei cosa faceva esattamente? Filava, Io- aiutava sua mamma? Io aiutavo a fare la lana, a fare il calzetto, a fare il golfo, so che avevo da fare. Tutto quello Tutto che c'era quello. da fare. E si... A fare da mangiare, perché loro lavoravano e facevano le faccende di casa pure. ecco, si trovava il tempo per fare Sì, tutto, sì. insomma. Anche, Quando- anche il pane. Anche il pane, sì. Ascolti, le orbacce comunque lo utilizzavano per fare un po' tutto, tutti Sì. i vestiti, a parte il costume. I vestiti, il costume, i calzoni, il costume di gara facevano e i scappottoni, Il costume di gala, sì, che si usava anche per il matrimonio. sì. E quanto costava allora un costume tanto di costava gala? una meta Mattis. Tipo, No, devi scomarci. Non costava tanto. costava tanto. Sì. E quante persone c'erano che lavoravano l'orbacce a Usilo allora? Già che io da tantas. Tante. E adesso? Adesso non c'è niente. Nessuno. Nessuno. A prima che vanno tutti i mestieri, caia da fabbro, caia da calzolaggio, caia da mastrodalcia, di tutto caia. Invece come niente, Niente. niente. Tutte queste maestranze sono svanite nel niente. Anche il banditore, che era Fino una a sul figura bandiatore. importante, adesso Fino non a c'è il più. bandiatore, si chiamano le signore. Com'era a Usilo questa figura del banditore? Bello, fu bello, perché se basaia di più piccolo, sono io a Sadrumba e nera io che a Vegarassa e Petaula, Petaivudu, tutta sul mercato manno. Fetta ula, fetta e voodoo. Fetta Quindi e dicevo, quindi che cosa si vendeva al mercato? Al mercato, Petaivolco, Petavulchina E i prezzi? e i prezzi. Cioè, il prezzo non fu sempre quello nera, perché la gente da andare sul mercato, se le conveniva da lei a su Bulco, se le conveniva lei a comprare a su Bulco. Ecco. E poi però dava anche le notizie di quello che stava succedendo. E se ne ricorda una notizia particolare che l'aveva proprio colpita? No, quando mancava qualche viotto di roba da qualche huile, sa gente passava sul bandiatore che sa roba che l'hai ambita a Samandra. Ah, ecco. Quindi anche furti, quindi... E furti, sì. Ma noi che lavoravamo alla sciappaiana per aspettare a casa e la gente andava a trovare da Samandra e il suo padrone andava a cercare a Samandra. Ecco. E chi era allora il banditore più storico? Come si Banditore che fu chiamava? Giuseppe Spanu e Benzo Ventura. E dopo di loro? Dopo di loro che fu Giovanni Riu e Piluviana.
E fino a quando più l'ha di- conosciuta lei la figura del banditore? eh, Quando è scomparsa? Non vi lo Più o meno. più o meno, vi ti dico, 10 anni fa? più Di più? fino a più di 30, magari. Più di 30 anni. Più di 30 anni. Caspita. Da tanto Tanto. tempo. Come se la ricorda l'Osilo di quando era bambina? È cambiata tanto rispetto ad adesso. Meda. A prima fu più spopolata, sa gente si vesia come il sosangolo della scarrella, sa zia che vilendi, che vi fighendi, che va tende maglia, faghian so racconto le vuile, faghian. Ah, e uno me lo deve raccontare, signora Barca. Ora me l'ha detto, Faghian, uno me lo racconta. So racconto le vuile, sa gente fu più affezionata e più tesinara. Fui di tutta. Non schieriamo più bene, invece da quando abbiamo bucato la televisione, la gente si è ritirata e pare tutta a mala la gente. Se si vede da una stamattina cigarella non si vede. Il conto de Fughile non ci sono. Conto di Vugile non bi Però uno ce lo deve raccontare, Ne signora conto di Barca, dai. Vugile e ne altre cose. Quale le raccontava sua Brutte. nonna di solito? Erano poi tutte leggende di morti, Dei fantasmi. fantasmi. Ad Olomalo una volta mi facendo un racconto di che sapevano sei fantasmi, ma se no perché dai ad una terrazza e fum travagliando. Manca lo vagare apposta, brincato un atto e se stavete e ti snarata su idro e peschi non ne sono esantinate. Delante ci sono succonata. Eh sì, Fum facendo un racconto di questi fantasmi, noi gustato manca lo vagare apposta da sta lampina da su. bastava poco, poi Bastava poco. quando si raccontava ci si spaventava in fretta. Infatti, come invece la gente non vi più di queste cose. E lei chi le raccontava? Sua nonna? Se a poco non che dove a pagare mamma, noi stiamo a nonna. A mia nonna l'ho conosciuto quando ero piccola. Domenico Barca si chiamava. Ecco, perché lei ha preso il nome di suo nonno, Di quindi. mio nonno, sì, quello l'ho conosciuto. Aveva 85 anni quando è morto. E l'ho conosciuto io, mi sembra che ne avevo 7-8 anni quando ero piccola lo stesso. Ma mia nonna proprio, non mi ricordo di mia nonna. Se quando è morta mia mamma aveva 15 anni, si può immaginare, poco non scriveva a È parlare. morta giovane sua nonna. 53 anni. Aveva. Quindi vi ha lasciato orfane Sì. molto piccole. Molto E chi piccole. era la più grande in casa? Lei. Sua sorella? Sì, il più grande era Francesco che ha 2 anni di più, il padre di Daniele. Comunque aveva lasciato tantissimi insegnamenti, voi sapete tantissimi. comunque E abbiamo cavarvela. E abbiamo continuato a lavorare, grazie a Dio, lavorando in Manighella non siamo scampati. C'era per fare. Ma la casa senza mamma è un fuoco senza fiamme. All'Ischiti. Vero, Eh. benissimo. Anche perché immagino che vostro padre comunque stava molto fuori, In poi era, campagna, era sì. sempre in campagna. Sempre in campagna, lui lavorava in campagna. E non c'erano orari Andava- praticamente no. allora. Andava a giornata lui e stava in campagna. E a che ora partiva la mattina? All'alba praticamente. Perché camminava a piedi lo stesso. E dove andava? Dove stavano i campi? I campi ce n'erano lontani, ce n'erano vicino. Aveva un vigneto a San Giovanni, andando a Santa Vittoria, non so se la sapete la strada, Sì. c'è la chiesa di San Giovanni. Vicino aveva un vigneto e lì metteva legumi, metteva un po' di grano e un vigneto ci aveva di custodire. E ce ne sono ancora di questi campi? Vengono ancora coltivati o sono stati abbandonati? Pochissimi, tutti abbandonati adesso. Tutto a pascolo la gente lo lascia. È cambiato molto, Molto, insomma. molto. Quindi non solo Osilo, ma anche tutti i Tutti, ma in dintorni. Osile non c'è più niente. Niente proprio. Però c'è la memoria, che è una cosa molto importante. Ci Cosa? dobbiamo, signora Barca, fermare un secondo perché dobbiamo mandare la pubblicità. Quindi diamo un attimo la linea alla regia e ci vediamo tra qualche minuto con Feminas.